Insomma, è stata più che altro una passeggiata contro lo Spezia, visto anche il risultato finale, possiamo dire così. Ma io credo che passeggiate in questo campionato non ce ne sono, sicuramente è stata una partita che si è subito sbloccata e quindi è diventato molto più semplice cercare di esprimere il nostro gioco. Noi infatti pensavamo che potesse essere una partita difficile perché potevamo trovare una squadra chiusa e quindi con delle problematiche per trovare spazi, invece siamo stati bravi e fortunati a sbloccare subito il risultato, quindi poi la partita ha preso la piega che volevamo. L'unica nota negativa di questo pokerissimo rifilato alla squadra di Sole è stato l'infortunio del capitano. Sì, sicuramente adesso valuteranno insomma, qual è la reale condizione. Sicuramente Sergio per noi è un punto di riferimento importante sia per il valore dei suoi gol, ma proprio per la sua presenza che è un segno importante insomma, di questa squadra, quindi speriamo che sia presente con noi fino alla fine. Come possiamo definire la trasferta di Mantova, la quart'ultima fatica a cui spetta il Chievo? Sì, è un'altra tappa fondamentale per raggiungere questo obiettivo che ci siamo prefissi tutti dall'inizio stagione. Siamo vicini al traguardo, quindi sappiamo che al di là della squadra che andremo ad affrontare, sappiamo qual è il valore dell'obiettivo che dobbiamo raggiungere e quanto poco manca per raggiungerlo. Quindi una alla volta cercheremo di prepararla come sempre abbiamo preparato, cercando di riuscire a superare questo traguardo al meglio. Voi state correndo tantissimo come le vostre dirette concorrenti. Io ti chiedo, è possibile ipotizzare il giorno dei festeggiamenti? No, io mi auguro ci siano dei festeggiamenti, poi sinceramente la data poco importa. È vero che se andiamo a vedere abbiamo fatto tantissimi punti e a 4 giornate alla fine dover ancora stare a fare i conti e i calcoli dà quasi dell'incredibile. Però insomma credo che il merito sia anche delle squadre che sono dietro e che hanno fatto benissimo e quindi insomma io non me la sento né di fare calcoli né di previsioni, ma come abbiamo sempre fatto preparare settimana per settimana la gara. Se tu avessi la possibilità di scegliere la squadra con cui voi salirete direttamente in Serie A, chi porteresti con te? Ma spero che possa salire insomma, la squadra che più ha meritato durante il campionato per una questione di valori, di obiettivi, per tante cose, però sinceramente non mi sento di dover sposare. Già il fatto che posso sposarne una è un buon segnale, speriamo che ci sia qualcuno che ci faccia compagnia insomma. E invece una presenza, il tuo collega Aldegani, da qua alla fine la considerai? Io non sono un egoista, diciamo, io mi metto a disposizione e faccio quello che mi si chiede di fare. Insomma, spero, non lo so, che possa avere lo spazio anche lui, però di certo non dipende da me. Devo comunque ringraziarlo per tutto quello che ha fatto insieme a me quest'anno, perché ha dimostrato di essere un professionista serio e una grande persona, e quindi merita veramente tanto anche lui. Proviamo a parlare anche del campionato prossimo. Lorenzo Squizzi si vede ancora qui al Chievo? No, io credo che prima di programmare o decidere quello che ci sarà l'anno prossimo, credo che sia giusto raggiungere l'obiettivo, finire la stagione, dopodiché i programmi verranno valutati serenamente insieme alla società e si prenderanno le decisioni. Insomma, io sto bene e credo che qualunque decisione verrà presa col presidente o con la società verrà presa in maniera serena.